Padova, Francesco Peghin, presidente del Calcio Padova. Da padovano, quanto può essere importante per l'intera città, ma anche per l'intero movimento sportivo, questa promozione? È sicuramente importantissimo, perché credo che il calcio, volenti o nolenti, sia uno sport che traina il marketing di una città, traina la visibilità di una città, quindi credo che ritornare in palcoscenici di importanza nazionale e anche internazionali come sono la Serie A e la Serie B dà un valore aggiunto a Padova, quindi questa impresa in una sfida bellissima fino all'ultimo con il Vicenza credo che abbia riportato già dalle ultime partite un calore che mancava da tanto tempo. Lei è stato un presidente di campo, nel senso che ha vissuto quasi tutte le partite dalla panchina. Che emozioni ha provato? Beh, io sono prima di tutto uno sportivo perché ho vissuto tanto lo sport agonistico in passato e quindi quando sono ritornato al Calcio Padova da presidente non ho avuto dubbi sullo stare in panchina. Poi chiaramente all'inizio, siccome non voglio essere invasivo con lo staff tecnico, non sapevo se sarei stato gradito in panchina. Quando ho capito che lo ero è venuta da sé. Grazie Presidente Serra per l'intervista. Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Calcio Padova. Giustamente lei ha ricordato 6 anni di grandi tribolazioni ma anche di grande impegno. Sì, davvero, è stato davvero il più bel lieto fine di una cavalcata che appunto per me non è iniziata solo quest'anno, ci sono stati tanti anni di duro lavoro, di momenti in cui sembrava tutto perduto, in momenti in cui anche se magari arrivavamo secondi con il record di punti sembrava che avessimo fatto dei disastri, quindi sono davvero contenta che quest'anno tutti i nostri sforzi, anche degli anni precedenti, siano stati coronati. Quando Orguglian ha preso in mano la direzione della società 6 anni fa aveva indicato 3 vie: investimenti e lavoro sulla prima squadra, e qui i risultati sono stati finalmente raggiunti, sul settore giovanile, e anche qui i risultati sono stati raggiunti a maggior ragione con la valorizzazione di tanti elementi che poi sono giunti in prima squadra, ma lui aveva parlato anche di investimenti in infrastrutture. Adesso le chiedo, con la promozione in B si può aprire anche questo fronte? Beh, adesso direi vediamo, nel senso che chiaramente il fronte infrastrutturale è quello più lungo e complicato, in più i 3 anni sono diventati 6 e quindi con risorse davvero molto significative investite. Io penso che noi abbiamo cercato di dare sempre il meglio in tutto quello che abbiamo fatto e così faremo da qua in avanti. Perfetto, grazie. Oggi hanno accettato il nostro invito anche loro con entusiasmo, anche loro seguono la squadra, poi ringrazio anche l'assessore. Matteo Andreoletti, allenatore del Calcio Padova. Le chiedo una cosa che forse non hanno chiesto in molti. Dal momento in cui quasi un anno fa lei ha firmato per il Padova fino al momento odierno, come uomo e come professionista, in cosa si sente cambiato, arricchito? Ma una domanda importante questa, sicuramente credo che ogni esperienza professionale non ti lascia qualcosa. Un aspetto secondo me bellissimo che mi porto dietro da quest'anno è il fatto non tanto delle tante vittorie che abbiamo fatto, sulle quali è facile essere felici, essere molto contenti, ma quell'aspetto di non aver mollato nelle difficoltà iniziali, e quindi non solo iniziali, quando poi all'inizio c'era un po' di diffidenza, ma anche nella seconda parte di stagione quando c'è stato quel mini calo, quella mini flessione. Credo che quella lucidità di avere comunque credere nei propri mezzi e sapere che rimanendo uniti, gruppo, squadra, società, anche i tifosi stessi, credo sia uno degli aspetti più belli che mi porto dietro, ovvero rimanere uniti nelle difficoltà. Lei ha sottolineato soprattutto la necessità di unire le varie componenti che ruotano attorno al Calcio Padova. Se si realizzasse questa unità, pensa che la Serie B sia un punto di partenza per altri traguardi? Ma al di là dell'obiettivo finale credo che sia un passaggio senza la quale non si possa andare avanti. Credo che sia fondamentale che questa vittoria non rimanga fine a se stessa, ma sia un punto di partenza non solo per gli obiettivi sportivi ma soprattutto per gli obiettivi di unione, di unità di intenti. Quindi è una cosa su cui ci ho spesso chiacchierato e non spesso analizzato, e credo che sia qualcosa da cui ripartire. È chiaro che quando poi c'è unità di intenti, la dimostrazione anche di quest'anno, ogni obiettivo poi diventa raggiungibile. Senza di quello anche l'obiettivo più semplice può diventare irraggiungibile. L'obiettivo principale l'ha raggiunto, nel senso che al primo giorno di allenamento so che lei ha detto ai ragazzi, ha fatto un discorso motivazionale: dovete lavorare per trovarvi agli ultimi 2 minuti della partita decisiva e trovarvi lì per raggiungere il vostro sogno.
e questo poi è diventato storico, perché poi quando a Lumezzana nell'ultima partita l'arbitro ha dato 2 minuti di recupero, credo che tutti del gruppo squadra abbiamo pensato a quel discorso che è stato sicuramente di buon auspicio. È stato un momento bellissimo per cui abbiamo lavorato tanti mesi, e poi vederselo realizzare così all'ultima partita ci ha reso davvero ancora più orgogliosi di quello che abbiamo fatto quest'anno. Ha avuto una frequentazione con i campi di calcio, insomma, di grande livello, ecco. Dicevo, un campionato emozionante. Lorenzo Crisetic, vice capitano del Calcio Padova. Partiamo dalle emozioni che vi ha suscitato vedere un muro di bianco scudo a Lumezzane. Sì, è stata un'emozione incredibile, molto bello, l'abbiamo già ripetuto in varie occasioni, però riuscire a portare da un numero iniziale di 1600 e poche persone allo stadio Lugano, riuscire a portare 2000 in trasferta a Trieste e quasi 3000 a Lumezzane è stato un orgoglio per noi personalmente, perché questo fa capire che quello che abbiamo fatto, quello che è l'impegno che ci abbiamo messo, la maniera in cui affrontavamo le partite, gli allenamenti, ogni momento è stato fatto con la massima passione. Questo siamo riusciti a trasmettere ai tifosi che ci hanno seguiti fino alla fine. Una cosa più tecnica, secondo la tua esperienza, hai calcato importanti campi di Serie B, ecco, per ammortizzare il salto di categoria, questa rosa di quanti interventi ha bisogno? Oppure va mantenuta proprio l'ossatura? Questo non devi chiederlo a me, non c'è il direttore sportivo, ma devi chiederlo No, ma proprio il vice capitano. No, tu eri allora. Io in questo momento mi sento di dire che veramente siamo stati un gruppo veramente inconiabile, ma non tanto per risultati fine a se stesso, se non per tutto quello che abbiamo fatto durante la stagione, gli allenamenti, le fatiche, i ritiri, le partite, tutto quello che concerne alla fatica, all'impegno, alla comunione di intenti, è stata la cosa più bella da condividere quest'anno, secondo me. Perfetto. Luciano Sandonà, Presidente della Prima Commissione. Cosa rappresenta per il Consiglio regionale un momento istituzionale come questo, che celebra i valori dello sport, oltre a un grande risultato sportivo conseguito dal Padova Calcio? Quest'oggi abbiamo voluto avere qui presente il Calcio Padova, perché la promozione in Serie B rappresenta un volano sicuramente per la città, per la provincia, non solo in termini di conoscibilità, dal punto di vista turistico, dal punto di vista enogastronomico, ma anche dal punto di vista economico, perché sicuramente un salto di qualità per quello che riguarda anche i prossimi anni. Pensiamo alle partite che si giocheranno nel prossimo campionato, alle tifoserie che verranno a Padova, in un ambiente sicuramente una delle città più belle del nostro paese, una città che ricordiamo ha 2 riconoscimenti UNESCO, uno ne ha la provincia con il riconoscimento Bambu UNESCO ai Colli Ugani, quindi sicuramente tutto questo farà fare un salto di qualità, oltre che alla squadra e alla società, anche, diciamo, alla città di Padova. Grazie.